Ciao, benvenuti sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, andrò a visitare il più grande mercato d'abbigliamento vintage d'Europa. Sono parecchio in hype anche perché questo contenuto l'avrei voluto portare già da diverso tempo, perché ho visto comunque grande attaccamento a contenuti relativi all'abbigliamento, allo streetwear. Abbiamo questa passione in comune e quindi perché non condividervi anche questo? Finalmente questa grandissima fiera conosciuta in tutto il mondo, in tutta Europa, arriva nel posto in cui vivo e quindi posso andarci e magari trovare qualche pezzo importante del vintage. Io vi chiedo subito di supportare questo contenuto con un bel mi piace, lasciate almeno 5000 mi piace, che è la prima volta che vi porto un video del genere e spero possa piacervi. Iscrivetevi al canale che è sempre gratis, stiamo quasi per arrivare a 126.000 iscritti e soprattutto scrivetevi qui sotto nei commenti se siete amanti del vintage, se vorreste altri video sull'abbigliamento e in quali posti. Vi leggerò tutti e come sapete cercherò di portarveli. Detto questo, trasferiamoci nel posto. E quindi siamo qui oggi al palazzetto dello sport di Cercola, più precisamente a Caravita, ma non perdiamoci in chiacchiere perché siamo qui al Fair Praised Vintage, ossia il più grande negozio di abbigliamento vintage d'Europa. Oggi a farmi compagnia in questa nuovissima esperienza della mia vita che voglio condividere subito con voi su YouTube, spero che possa piacervi. C'è uno dei più grandi esperti di vintage della Campania. Sì ragazzi, sono proprio io, intenditore di vintage. Allora, è molto appassionato di vintage e oggi cosa andremo? Alla ricerca... Andiamo a vedere qualche bel pezzo. Qualche bel pezzo vintage da portarci a casa. Allora, questo non l'ho mai fatta una roba del genere, però penso che possa piacermi, nel senso che a me piacciono i vestiti, piace l'abbigliamento. Secondo me quello vintage ha quella marcia in più, ragazzi, perché credo che ci abbia una storia, un pezzo di storia da raccontare e quindi per la prima volta cerchiamo qualche cosa che non abbiamo mai fatto. E io ovviamente lo sapete, sono sempre pronto a condividere tutto quanto qui con voi su YouTube. A parte non ho manco visto se si paga qualcosa. Spero no, che sto senza neve. 2 euro a prezzo. Ah, e tenim. Allora, in teoria dovrebbe essere qua. Cioè dove praticamente si gioca a calcio a 5, è vero ragazzi? Qua. Mamma mia quanta gente ci sta. Allora, questo è quello che vediamo appena entrati. Bello, bello. Allora, la prima cosa che vedo ragazzi c'è il listino prezzi di Fair Praised Vintage. Bandane e calzini 2,49 euro, cappelli e berretti 5,99, sciarpe estivi, foulard, cravatte 5,99, portafogli e guanti, bretelle e cinture. Vabbè, c'è un po' di roba ragazzi. Pinocchietti, pantaloncini, pantaloni no jeans, giacche leggere, giacche sportive, tanta roba. Sei entrata dall'altro lato. Ok, stavo tra una parte sbagliata. Allora, ovviamente essendo pezzi vintage sono anche pezzi usati di seconda mano, però credo che per stare qui sono comunque dei pezzi che vale la pena vedere e anche comprare. Allora ragazzi, prima di entrare ovviamente dovevamo prendere i ticket che non abbiamo fatto e quindi lo stiamo facendo in questo preciso istante prima di entrare. Ovviamente sono dei ticket simbolici, infatti non si paga niente, bisogna mettere nomi, cognomi, un po' di generalità, prendiamo il ticket ed entriamo. Intanto ragazzi lì c'è il tostapane. Cioè come si chiama quella marca del tostapane? Aiutatemi nei commenti, è bellina proprio sta Fiat. Però sembra il tostapane di quella marca che non mi ricordo qual è. Buon pomeriggio, Grazie. Grazie. Perfetto signori, siamo dentro. Prima cosa che vediamo, allora, cappotti, però penso più per donna. Cappotto e pelliccia. Sì, sono proprio pellicce per donna, vabbè. Dai, non andremo qui. E qui c'è subito una parte molto colorata. Allora, innanzitutto facciamoli vedere, vero? I giacchettini primaverili. No Adventure, molto belli questi colori. Forse un po' troppo accesi. Sì, forse troppo Non mi estivi. Effettivamente ragazzi sono molto particolari, diciamo, come pezzi. Ma guarda questo quando rimane a pelo in coppa all'autostrada. Diciamo giubbino catarifrangente. Allora, vediamo se troviamo qualche pezzo interessante qui. Che cos'è questo, maestro? Giacchettino Columbia. Questo è bello però, Sì, molto leggero, non di questi tempi sicuramente, però molto bello, diciamo grigio e nero. Ma io poi voglio capire una cosa, ci possiamo misurare anche qui. Vabbè, i giubbini penso di sì, basta che ti levi il tuo. Esatto. Possiamo vedere come ti sta questo. Questo sono curioso perché questo qua è bello. Credo che bisogna essere anche molto fortunati in questi mercati del vintage, a parte il fatto che ti deve piacere ma anche la tua taglia. Occhio ragazzi, occhio al progetto Columbia, questo molto bello, un bel fit questo qua. Ci sta, pure per come stai vestito. Mo esca così. Bravo, questo lo lasciamo cango. Immagino qualcuno può vedere suo figlio. Un ciubbino mi chiamo. Bello, guardati allo specchio e vedi come si uscì. Ci sta, ma poi è una massa esagerata, pure la taglia la sua. Assurdo. Occhio al progetto Amori a prima vista. Bello, occhio, bello. Quasi Quasi facciamo il pensiero. Però chiaramente non è che ci puoi fare solo il pensiero. Ma se ti piace te la via direttamente perché penso che la prossima persona che viene, sì, se lo prende. Ah, tiene pure le maniche accorciate. Bello, voglio questo qua. Oh, comunque Columbia è una grande marca, Grande marca. Allora, proseguiamo sempre qui con i giubbini, perché secondo me con i giubbini si possono fare gli affari. Questo molto simile al tuo, G-Star, sempre molto leggero e mi dà l'impressione, non so, dei motociclisti, con questo colletto qua particolare. Quel giubbino è proprio bello, quello. Questo? Scott McTominay, taglia M,
diciamo taglia per me, però credo che sia più per donna questo qua, con il pellicciotto bello. Giubbotto Puma, però non mi dà... Ma questo è proprio vintage. Sì, ovvero non arrivava tanti anni questo qua. Questo stava ancora Garibaldi quando si metteva questo giubbetto. Come te proprio visto in realtà. Vediamo l'esperto cosa ha trovato. Occhio, bella questa qua della Nike. Bella felpa, però questa qua sicuramente non mi va. Questa potrebbe andare a te, esperto del vintage, ma non lo so. Vediamo. Allora tu vanno a Pawal. 183. Giusto, può essere. Vediamo. Però c'è pure questo. C'è da spugliannuro praticamente, potremmo misurare queste cose oggi. Però è bello, Wow, è proprio un bel pezzo storico, vintage questo Tiene qua. pure la scritta sul lato. Bella questa qua, sulla manica Nike, retinata dentro, diciamo che si fa la retina dei pesci. La retina del costume. La laga praticamente che ti fa uscire il sangue da sotto la guardia. Ok, adesso lasciamo non solo il giubbino, ma anche la felpa. Rimarremo con la mutanda praticamente. E stiamo soltanto al primo reparto. Vi faccio vedere tutti gli altri reparti, quanti ne sono e quanta roba ciotta c'è. Signori, ovviamente, visto che di questi mercatini del vintage ne esistono un po' ovunque, diciamo che vi sto portando quello più conosciuto, perché non c'è soltanto in Italia, ma anche in Germania, in Belgio, in tante altre parti. Però potrei portarvi qualcosa di simile anche legato all'abbigliamento. Se vi può far piacere, lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Come mi sta? Va troppo piccola, troppo stretta. Piccola. Però era un bel pezzo. Però devo dire la verità, essendo soltanto al primo stand, di cose belle ne abbiamo trovate. Anche questo piumino molto bello, Lee Cooper, bello, anche il colore molto molto acceso, che tra l'altro mi ricorda quello delle buste. Giubbino Reebok. Oh, ma queste cose è una squadra di calcio, l'Hamburgo. Hamburger. Giubbino della fila, versione Hamburgo, praticamente il giubbino della panchina, non la lungo. Comunque ti stai scrutando queste cose l'Under. Allora, questo smanicato Tommy Hilfiger molto molto maltrattato, quindi ci fa capire che è stato molto utilizzato dal precedente proprietario e quindi molto vissuto. Colore particolare, diciamo che ti deve piacere per prendertelo. Altra giacca qui. Oh, questo è un bel pezzo. Ma che texture che tiene dentro. Però non mi testo mai. No. E qui troviamo pantaloncini. Il pigiama. Non lo so, vero, sono pigiami questi. Pigiama. Questo qua non è un pigiama. No, per il momento nulla che mi attira più di tanto. Sono dei pantaloni molto normali, anche dei pantaloncini molto molto stretti e più corti rispetto al solito come questo. Tra l'altro oggi dobbiamo essere anche molto fortunati a trovare dei pezzi come per esempio quello che hai trovato tu prima, perché è il secondo giorno di questo mercato e tra l'altro non è manco uno dei primi orari. Siamo in tardo pomeriggio e quindi molte persone si sono anticipate venendo ieri e anche stamattina presto. Però devo dire la verità che comunque i pezzi ci stanno e anche tanti. Ci sta di tutto praticamente, pure reggiseni. Per il seno senza lattosio. Oh, occhio al progetto Under Armour. Allora, queste, ti dico, sono felpe in pile che si usano molto sulla neve. Infatti in questo periodo sono veramente molto ricercate, secondo me. Ne ho comprata una simile grigia ultimamente di Alt. Però questa qua delle Under Armour è proprio figa, lo sai? C'ha anche i due tasconi, uno a sinistra e un altro a destra. Raga, comunque questo è tutto il lato pile praticamente. Ci stanno tutte queste felpe che vi ripeto ho comprato proprio ultimamente per la neve. Sono molto molto comode, soprattutto per la casa in realtà. La più carina, vi dico la verità, è proprio questa qua di Under Armour con questa cerniera a metà petto. Però secondo me si può trovare qua qualcosa. Guardate questa da donna, però mi piace il colore. A me le cose rosa non lo so perché non mi piace. Sono caldissime queste cose. Su quei pezzi che mi piacciono per la casa, sai che ti metti la pantofolina, roba che ti sei fatto la doccia, metti un coppo di vino e ti apri la partita e te cook. Qua nulla di interessante vedo. Allora continuiamo qui come stiamo andando. La borsa della scorta. Allora ragazzi, sono camicie qui come siamo partiti nel primo settore, anche in questo caso molto molto colorate, molto particolari. Un po' difficile diciamo trovare un qualcosa che mi possa piacere con questi colori qua sinceramente. Infatti così non mi attira nulla. Questo qua nera. Oh, Ralph Lauren. Queste qua con i quadrettoni mi ricordano molto la tovaglia da picnic, è molto vintage. Ne ho solo una a casa, la comprai in una circostanza molto particolare perché c'avevo una festa a tema, però tema che non mi mette mai più. Allora qui siamo invece arrivati alla zona camicie di jeans. Come vedete ci sta qualsiasi tipo di camicia di jeans, anche della Coca-Cola Collection. Questo penso che sia un pezzo veramente storico, nel senso non l'ho mai visto. Bella pure stropicciata. Ci sono vari tipi di texture, vari tipi di colori, come vedete jeans un po' più chiaro, jeans un po' più scuro, jeans un po' più jeansato come vedete qui, un po' più nel grigio questo qua va. Questi sono belli abbinarli con il pantalone dello stesso colore sotto, sempre jeans ovviamente. Vedete ragazzi, la parola dell'esperto del vintage. Così ti fai un bel outfit denim. Occhio signori, ma casato l'esperto. Guarda questo per carnevale. Questa proprio Hawaii mood, cocktail in mano, spiaggia con due modelli. Poi biglietto uscito in due suoni. Esatto. E stai rumendo. Altra zona, camicie, però queste molto molto simili a quelle che abbiamo visto prima. Questo è poi un salvo picnic, ma quello là è bello lungo, quando sei in famiglia è un po' più lungo. Ma questa è proprio la tovaglia della nonna. Allora vabbè, ovviamente i gusti sono gusti, i gusti sono soggettivi. Io non la metterei mai una camicia del genere, cioè non vuol dire che fa cagare in senso assoluto. La schippiamo proprio sta zona. Eh sì. Guarda questa, ma questa è tipo stoffa. Carota. Questa ci vai a fare Sinner. I Carota Boys. Allora, un'informazione: per misurarvi i pantaloni e tute, basta che mettete il
braccio a 90 gradi. Quindi questa in teoria ti andrebbe bene. Più o meno sì, forse leggermente larga. Che si fa lo pigiama comunque. La roba dei ricoverati, questo qua. Tuta Everlast. Oh, ma quando è che hanno avuto questa marca, ragazzi? Assurdo. Ma ti stai applicando vicino a questo settore? Ti piacciono le tute? Sì, le tuta vintage, soprattutto per le squadre di calcio. Ma poi dove si compra? Penso che sta la cassa là, eccola. Ho scavalcato a Meciniano. Occhio è questo. Questo non è male, eh. Vabbè. Taglia 40. Bristol Cheerleaders. Serve qualche giacca da lavoro, qualche cappotto per andarti a fare lo spritz ai baretti di ghiaia. Qualche giacca per fare qualche video. Però è utile come cosa, perché magari qualcuno che non mette più questi indumenti li porta qua e gli dà una seconda vita o una terza, perché magari uno di questi già c'ha una seconda vita. È un riciclo dei vestiti. Io mi immagino le persone che hanno comprato per la prima volta. Ah, ma che queste 80 però l'hanno accattato. Qua ci stanno le giacche di pelle. Occhio al progetto Grise. Oh, ma questo è proprio pesante. Questa qua è proprio da per i motociclisti, sta giacca. Ma non è nata di ma motocicletta. Ma questo è proprio. Questo segreto. È proprio di Van Ranon. Lo siamo stato prima. Però texture all'interno particolare. Occhio all'affare. Questo grigio qua è bello, però il modello non mi piace perché è lungo. Magari a te può stare bene perché sei più lungo, sei più alto. Proviamo. Occhio Ma è troppo largo. No, troppo largo. Troppo largo. Ce n'è un altro grigio. No, però questo qua, ma questo è proprio accappatoio. Questo è proprio da detective con la pipa in bocca. Ma non mi sto cagando sotto, ma che è? Occhio al progetto Armani Jeans. Altra giacchettina leggera. Bella però questa qua. Ci starebbe, eh? Taglia L. No, però già ti dico che a me non piacerebbe. È una giacca da metterci sopra una camicia. Bel pezzo, è per gli amanti del vintage e delle cose un po' più vecchiotte. Bello. Guarda sta felpa della Nike. Anche questa bella vecchia, eh. Felpa LS. Ci sta, però. Oh, Calvin Klein. Col CK in verde fluo. Felpa con cappuccio. Ma sai che questo è un bel pezzo, sta qua. Comunque sai dove che secondo me esce il pezzo? Parte finale dove stanno i jeans. Il bello arriva sempre per ultimo. Altri giubbini, però questa volta smanicati di pelle. Si pare che l'ari cowboy. Allora, le due classiche marche vintage dell'epoca di sempre sono Levi's e Wrangler. Cioè proprio su, capito, Messi e Ronaldo dei jeans. Però devi anche considerare una cosa, non sono la classica vestibilità che noi oggi conosciamo, tipo sai, un po' più larga sotto. C'è anche la zampa di cavallo da tenere in considerazione, perché questi sono di una certa epoca. Io ho un jeans Levi's del passato, quindi vintage ce l'ho, e infatti sono molto più stretti, scendono o a sigaretta o comunque con la zampa di cavallo sotto larga. Oh, ma chi sta ancora con la targhetta? Ma questo è proprio nuovo, hanno accattato e l'hanno venduto. A vederlo così esteticamente è bello, mi piace anche come scende sotto. Alle marche di prima si aggiunge anche qualche diesel, bello questo qua, per il lavaggio, vedi, altri Wrangler, altro diesel, anche questo bello nel lavaggio, grigio, scambiato diciamo. Ah, questo qua è della Diesel. Sì, è la diesel Teno. Poi un sacco di jeans che ho visto, della lì. Altra grande marca, sì, diciamo la MSN, eh? La MSN sono Lee, Levi's e Wrangler, sono gli intramontabili quelli là. Continua la prova del 9, ma questo no, non ti va, lo volevi fare entrare perché ti piace. L'abbiamo tentate tutto, no? E tenevi grissino vostri cosci, tu fai chi. Comunque ragazzi c'è un grosso limite quando ci sono tutti questi stand e tante persone, cioè sto andando a €1, non sto capendo niente. Cioè veramente non riesco a trovare un pezzo per me, o perché non riesco a guardare. Allora per ora siamo a 2 pezzi. Ma non di me. Ma no, quando mi fanno impazzire queste targhette dietro, guardate qua, tutte stropicciate. Cioè che ti fa capire proprio, capito, che è dell'epoca, bella. La storia di questo jeans. Diciamo che difficilmente potrei trovare un pantalone che mi piace per il fit che si usava all'epoca. Troppo street. Ma che dici di misurare quelli che già c'hai? Vabbè, andiamo a provare, eh? Come ti stanno? Nessuno? Nessuno. Cioè, alcuni sì, però. Ma perché non mi ti vanno piace. bene? Non mi piace. Allora signori, visto che ho un grande problema a muovermi all'interno di tutti questi grandi mercati, è corso in mio aiuto un ragazzo che lavora qui. Allora, il primo pezzo che mi hai proposto qual è? Levi's. Levi's 501. A storia. E il 500 è quello del calzamento. Una cosa è un colore che non so quale preferire. Mo vediamo, è un po' più chiaro questo qua. La verità che sto mo stavo caro. Ieri c'erano dei bei pezzi. Comprano in bene. Le cash prendono 1000, 2000. La roba più bella. O la prossima tappa qual è? Torino. Quando state là? 23, 24 e 25. Mo stiamo a Amsterdam una settimana. Allora, facciamo sulla quante ne so? Uno, tre pezzi. No, questo qua no. 2 pezzi. Sono tutte e 2 Levi's. Vado, ti faccio sapere. Sono 48 ragazzi, sto mangiando. Però vedi comunque il fit è slim, capito? Il pantalone. Che pure la taglia però. Sì. Ma vuole mettere a 40 senza euro anche, ragazzi. Ma perché ho preso una taglia che non è mia, occhio. Cioè questo qua che mo stavi toccando tu a occhio è più largo sicuramente. Purtroppo ragazzi dovevo muovermi prima a venire. Vabbè, ma sono venuto troppo tardi perché non sapevo di questo appuntamento. Vabbè, poi ci rifaremo. Ora a vedere se ho altro di là. Vabbè. A few moments later. Allora, Wrangler, che modello? Storia dei jeans. Questo qua è un regular. Bello, ci sta, Total Black. Allora,
Allora, prima off cam stavamo parlando del pezzo più forte che avete avuto in questi 2 giorni di fiera Quei qua. giorni il pezzo più forte è uscito un trench della Barberi. Che normalmente quanto costa? Dipende in che condizioni lo trovi. Noi lo vendiamo a 31 euro. E di solito, cioè proprio l'originale proprio quanto sta? 2100. Oh, sì. In che condizioni l'avete trovato voi? No, ottime condizioni. Bene, bene. Allora, questo qua ci sta. Questo quanto costa? Sto qui 26. Vabbè, ci sta. Normalmente quanto costa? 600 nuovo. Ok, vabbè, è un buon affare comunque. È pure in buone condizioni. Bene, allora io l'avevo detto che il pezzo lo trovavamo soltanto alla fine con i pantaloni. Bene, lo copiamo. E quindi ecco il nostro acquisto sul Gong proprio. L'avevo detto che quando si parlava del settore jeans poteva uscire il colpetto Wrangler storico, il regular fit, molto molto bello, colore nero, bello che lo puoi abbinare su tutto. Mi è piaciuta un sacco questa esperienza, spero che sia piaciuta anche a voi e se volete un altro video del genere in qualche altra fiera, in qualche altro evento del genere dove appunto si tratta di abbigliamento non solo vintage ma anche quello normale, mettiamola così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e scrivetemi qui sotto nei commenti dove potrei fare appunto un'altra esperienza del genere. Noi ci vediamo in un prossimo video e waiu, ciao!